devono essere già accese. Il mondo si inchina, ti invoca in fede. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa, celebrando il giorno in cui Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio. Con quel rito il Signore si assoggettava alle prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo andiamo incontro al Cristo nella casa di Dio, dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su queste candele e vi rimanga sempre. Amen. Senza peccato. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora del Rosario, salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Amen.
Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Ora mi rivolgo in maniera particolare al nuovo priore eletto. Dopo aver rinnovato la professione della fede battesimale, sei ora chiamato a esprimere e manifestare pubblicamente la tua volontà di assumere come nuovo priore gli impegni che derivano da questa aggregazione, con coscienza e con slancio cristiano, la tua vocazione battesimale nella sequela del Vangelo, per collaborare all'avvento del regno di Dio. Vuoi impegnarti all'osservanza delle leggi e delle norme della Santa Chiesa, soprattutto di quelle contenute nei Sacri Canoni e nello Statuto della Confraternita del Santo Rosario? Prometti al Vescovo e al Parroco della Parrocchia Madonna del Monserrato rispetto ed obbedienza. Il Signore Onnipotente e Misericordioso ti conceda di vivere la tua appartenenza alla confraternita come priore secondo lo spirito del Vangelo, per perseverare nel cammino di santificazione. Ora c'è la preghiera di benedizione sui neoeventi, cioè il priore, il vicepriore e il segretario. Preghiamo. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami e rinaldi dall'acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Benedici i tuoi figli che oggi sono istituiti alla guida e all'animazione di questa confraternita in onore della Madonna del Rosario, a lode e gloria del tuo nome, e fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. I nuovi eletti ora ricevono le insegne. Ora i neoeventi, iniziati dal priore, ricevono un simbolo, il libro dei Vangeli, per dire che la loro attività, la loro animazione della confraternita deve essere sempre illuminata dallo spirito evangelico. Mai una missione fatta a titolo personale, ma una missione fatta al Cristo dei Vangeli. Ricevi il Vangelo di Cristo, e questa parola accolta e vissuta faccia di te un buon testimone. Ricevi il Vangelo di Cristo, e questa parola accolta e vissuta faccia di te un buon testimone.
Ricevi il Vangelo di Cristo, che questa parola, accolta e vissuta, faccia di te un buon testimone. Ora, chiaramente abbiamo il potere di mano. È doveroso spendere due parole per ringraziare il ventennale servizio di signor Paolo Cardia. Signor Paolo Cardia, in pochi mesi che l'ho conosciuto, mi ha trasmesso una grande fiducia, perché una persona timorosa di Dio, una persona che si dedica con fedeltà, gratitudine, amore, passione per tutto ciò che Cristo comanda, e lo fa con grande umiltà. Da quello che so, anche la confraternita l'ha guidata sempre con grande rettitudine, lealtà, dovere, senso del dovere, che chiama anche tutti i suoi confratelli, e tutto questo l'ha fatto con spirito di servizio. Un esempio certamente per la nostra comunità, per cui a nome di tutta la comunità di Palesardo gli dico grande grazie. Signor Paolo Cardia non è più priore, ma gli concedo il titolo di priore emerito a vita. E per ringraziarlo del suo servizio che ha fatto per 20 anni e per tutto ciò che farà ancora, a nome di tutta la comunità di Palesardo, gli offro in dono questa Bibbia e gliela offro aperta, perché la Bibbia è parola viva che va letta, amata, conosciuta e vissuta. E questa parola aperta dinanzi agli occhi del suo cuore possano del riflesso